primo stimolo vero e proprio allenante. Peccato, ragazzi. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, intanto mi scuso con voi, mi perdonerete, il periodo gare mi ha levato tante energie e focus su quello che è YouTube e tutto il lavoro che stavamo facendo col portare contenuti e video. Però insomma, siamo qui con un nuovo contenuto allenamento. Oggi vi ho portato un ospite particolare che per me è un super talento ambito bodybuilding. Condividiamo la stessa passione, solo che lui ha circa 10 anni in meno di me. Signori, parla già da solo il fisico, presentati, Dani. Mi chiamo Daniel, ho 20 anni e quest'anno ho avuto la mia prima esperienza reale nel bodybuilding. Ho tra l'altro fatto la mia prima massa e la mia prima definizione. Ho intenzione di continuare così e di tenere sempre meglio. Allora ragazzi, vi dico, io l'ho visto in una forma che era spettacolare, veramente. Metterò qualche foto anche qui in sovraimpressione, potete giudicare voi stessi. Ora, lui in fase un po' di rebound, siamo nel post gara, se io sono stato un po' conservativo, lui si è lasciato un pochino più andare, ma comunque ci sta, siamo comunque in un post competizione, una post preparazione che ci ha veramente portato agli estremi. Sì. Aveva una condizione spettacolare e si è portato a casa delle gran soddisfazioni. Oltre alle emozioni che vi racconteremo magari in una chiacchierata in un altro video che porterò sul canale. Oggi però, come gli ho spiegato, faremo spalle. Tu ce li hai già a cannone, non so, tu veramente sei già in pump prima di allenarti. Allora ragazzi, faremo spalle e petto, quindi un classico push day. Inizieremo col deltoide anteriore, faremo 6 esercizi, ovviamente vi proporremo una delle 3 o 4 serie che faremo per esercizio per non dilungarci troppo. Andiamo a spaccare, Dani. Andiamo. Come sei messo a cariche adesso? Riesci a caricare un pochino di più? Sì, assolutamente. Non tanto di più perché comunque non è forza che ho ottenuto lavorando perdurando nel tempo, Ok. ma invece è stata ottenuta subito Ok. all'improvviso, quindi i carichi sono aumentati, però Sei comunque- c'è tanto margine. C'è margine, sei comunque più energico Assolutamente. rispetto. Perfetto, dai, lasciamo parlare i pesi. Andiamo. Primo esercizio del menù, incominciamo intanto l'allenamento con 2 esercizi per il deltoide anteriore e mediale, Ok. passiamo al pettorale e rifiniamo col posteriore, esatto. Perfetto. Prima macchina scelgo una shoulder press che io solitamente facevo lento con manubri, ma per garantire maggiore tensione, soprattutto in questo post gara dove non voglio andare a stressare l'SNC, soprattutto andiamo Anche le articolazioni. articolazioni, certo, che sono sicuramente state stressate in maniera maggiore nel pre-gara. Qui voglio andare a dare tensione uniforme continua, questa qui la sentirai pazzesca come stimolo. Andiamo a targetizzare il deltoide anteriore con una presa neutra invece che prona, per garantire Maggior tensione continua. maggior tensione, un piano scapolare sempre garantito appunto dalla traiettoria dell'alzata, in più sicuramente anche più stabilità come dicevi prima. Bella. Buono. Buono. Bravo, percepisci proprio l'anteriore come si allunga e si contrae. Ottimo. Dai Dani, tieni. Focus. Oh, bravo. Scapole settate, eh. Su. Spingi. Vieni, su. Tieni. Buono, bravo. È forte. Allora, abbiamo iniziato con dare uno stimolo, come avete visto, alla porzione anteriore del deltoide. Concludiamo, ok, questa prima parte di allenamento di spalle con 2 esercizi focus e target mediale. Il primo, famosissimo, classicissimo, non poteva mancare. Alzate laterali. Amatissime alzate laterali che vengono fatte in trilioni di modi differenti. Per me l'importante sulle alzate laterali, poi mi dirai anche tu, non è tanto il carico, ok, ma quanto la connessione con il deltoide e non cercare una progressione di carico che è verosimilmente inesistente, cioè più dei
14 kg di un'alzata laterale fatte bene difficilmente li vai a superare, però l'intensità e la tensione continua sul deltoide è quello che vogliamo ricercare. Cosa ne pensi tu per questo tipo di schema motorio? Sono d'accordo, io generalmente però ho trovato una metodologia di allenamento che è completamente diversa Ok. per me, che ho visto che ha funzionato Ok. su di me. Aumentavo il peso, ma poi scalavo e mi concentravo di più sull'esecuzione. Poche rep, alto peso, senza accettare. Ok? Quindi ovviamente le rep erano poche. Man mano andavo ad abbassare ed è da lì che aumentavo le ripetizioni ed diventavano più lente E continuate. calavi il peso? Assolutamente. Ok, una sorta Fino di ad drop arrivare set. anche addirittura a 5 kg, quello che Chiaro, era. chiaro, Assolutamente. chiaro. Ciò mi ha portato a sentire veramente sfinito il mediale e comunque nel contempo migliorava. Che ne so, sfruttando carichi magari con rep più bassi ma alto peso, magari anziché passare da 10, man mano in poco tempo si passava a 12. Certo, Facendo in questo modo. sfruttavi un pochino più forse danno muscolare, tensione La meccanica, forza per- la forza per poi postarti più su uno Esattamente. stimolo metabolico alla È fine. tipo, sì, un pre-riscaldamento a ciò che è veramente la serie. Perfetto, mi è chiaro. Ok, cercheremo adesso di utilizzare un carico, lo diciamo, sono 10 kg. Sì. Facciamo diventare pesanti questi 10 kg. Assolutamente. Ok, vamos. A 20 anni questi volumi, ragazzi, me li sognavo, me li sognavo. Io lo sottoscrivo. Con il mindset che ha, per la genetica, per la struttura, per l'impegno anche che ci sta mettendo, ci leverà belle soddisfazioni questo ragazzo. Sottoscrivo. Ok, noi abbiamo terminato, come avete visto, il secondo esercizio, siamo in pump, il caldo ci cuoce e l'intensità è alta perché io personalmente la sento già bello tassante. Cosa dici? Le spalle belle stimolate. Belle stimolate. Ne andiamo ad uccidere per quanto riguarda il mediale con questo macchinario lateral raises machine, quindi un macchinario per fare le alzate laterali. Questo è uno stimolo in allungamento. Se prima l'abbiamo dato uno stimolo in accorciamento del deltoide con le alzate laterali classiche, voglio cambiare stimolo, stimolare il deltoide quando è in fase appunto di stretch. In questo caso non cerchiamo tecniche di intensità, facciamo degli straight set oggi, dei 3x8-10, abbiamo poche cartucce a disposizione, quindi bisogna alzare l'intensità per farle valere tutte e tre. Una tutte che vale 100. Bravissimo, ottimo, questo è il mindset. Ok, in questo caso seguiamo sempre piano scapolare, la tensione qua ti assicuro che sarà ottima, ok? Va bene, dai, sono Vamos. curioso di provarlo. Essendo l'ultima serie, quando mi arrivi all'ultimo, quando vedo che non ce la fai più, voglio che stai un attimo su e poi dopo fai discesa lenta. Vai. Vai, vai, vai. Bellissimo. Dai.
Ok, connettiti lì, stai lì con la testa. Stai lì con la testa. Se brucia cresce. Se brucia cresce. Godili nel dolore. Via, su. Cerca il bruciore. Buono. Buona Dani. Allora, per me è una nuova metodica d'allenamento. Fa strano sentirlo dire, però io non sono abituato ad allenarmi così e ammetto che è una, come posso dire, conferma la frase la qualità è meglio della quantità. Mi fa piacere che hai questo tipo di feeling, perché questo tipo di allenamento in particolare, poi ovviamente io prediligo anche fasi in cui magari il carico esterno si alza a discapito anche una minima parte del carico interno, per la maggior Anche per la sensazione, per lo stimolo. senti quel giorno. Diciamo che nella maggior parte degli allenamenti tento più di far valere il carico interno, ok? Come è giusto che sia. E mi fa piacere che percepisci le giuste sensazioni, cioè un forte carico interno, magari abbassando anche un po' quello che è il carico sollevato, Esattamente. però un bel feeling muscolare. Direi che si vede anche cosa lì, ragazzi. Una connessione mente-muscolo maggiore che poi la affini anche nel tempo continuando così. Certo. Quindi di conseguenza Non dico che sia sbagliato per un ragazzo giovane come te. perché se agli inizi magari funziona, man mano che vai avanti diventerà sempre più difficile, devi cambiare metodica. Bravissimo. Devi affinare un pochino il Se no tutto. ti limiti. Bravissimo. La forza prima o poi finisce. La connessione e muscolo. l'attivazione di sempre più fibre muscolari, Solo quella... per migliorare. Bravissimo. Perfetto, abbiamo finito le spalle. Io ce l'ho massacrate. Passiamo allo stimolo sul pettorale. Tu mi dicevi che fai fatica un minimo a connettere il pettorale e quindi possiamo definire un po' una tua carenza. Sì. Ok? Sia a livello connettivo che anche di sensazione. Espressione di forza anche. Sì. Perfetto, in questo caso qui non inizieremo con questa, ma voglio prima che preaffatichiamo, o meglio connettiamo al meglio il pettorale, teniamo un tempo con 3 secondi di contrazione ad ogni ripetizione, facciamo una singola serie con 3 secondi di squeeze, ok? Portiamo sangue nel distretto, poi ci sposteremo a fare i 2 esercizi veri allenanti di petto. Perfetto. Il feeling è spaziale. Senza stancarci, esatto, proprio da connettere e avere feeling muscolare ottimo. Bravo. Guardate le fibre, che si vedono bene ancora, che comunque sul pettorale è rimasto molto in condizione con la pelle fina. Si allungano e si accorciano. L'idea deve essere proprio quella di far partire la contrazione dal pettorale, quindi non porre la forza sull'avambraccio, addirittura sul bicipite, o in questo caso sul tricipite, ma andare a far partire la contrazione proprio a livello mentale di connessione dai fasci del pettorale. Bravo, stammi squeeze, 1, 2. Abbiamo portato un po' di sangue, andiamo a fare la chest press e incredibilmente stiamo beccando tutti gli attrezzi vuoti. Questa è una cosa... È vero, questo è strano, però... forse perché è sabato. Forse non lo so, ma solitamente però sabato... Ok, abbiamo appena portato sangue nei pettorali, ora andiamo a dare il primo stimolo vero e proprio allenante, esercizio di spinta su piano verticale, una classica vertical chest press con presa prona. Non ho scelto la presa stretta perché non voglio dare un stimolo focus solo pettorale alto, ma voglio andare ad allenare il pettorale anche nei fasci sternocostali, quindi in toto. Quindi vertical chest press, il feeling ragazzi su questa Nautilus è spettacolare, poi Dani me lo confermerà. Andiamo di sempre 3x10, uno straight set, tanta intensità, connessione sul muscolo ed esecuzione impeccabile.
stai morendo, al massimo non me la fai. Riuscire a standardizzare, a rendere identica ogni rep, non lo smetterò mai di dirlo, ti consente di progredire, ok? Che sia carico, che sia intensità, che sia qualunque parametro, densità, riesce a darti una coerenza di progressione. Ogni ripetizione identica riesce a darti una coerenza di progressione. Se una ripetizione è così, l'altra così, ognuna diversa dalle altre, capisci che non c'è progressione coerente almeno. Tutto quello che abbiamo, vai Dani. Bravo, tiriamo quel petto. Arrivami un pochino più in accorciamento. Lì, così, ottimo. Bravo. Uno uguale all'altro, anche quando stai morendo. Al massimo non me la fai. Come avete visto, tutto questo workout tendo, ma questa è una mia peculiarità, a non aiutarti troppo o non far troppo da spotter, a meno che non si tratta di esercizi dove il rischio articolare sia elevato, quindi mi vai a fare una panca piana con bilanciere, una panca inclinata, lì ci sta che lo spotter sia attento. In questi esercizi sicuri preferisco che tu mi tocchi il cedimento con le tue forze, ok? Dici che si distacca la connessione mente-muscolo nell'esatto momento in cui qualcuno arriva e ti tocca, non perché tu prima hai sbagliato, se è l'ultima e tu capisci quando farlo, visto, capisci quando intervenire, può essere favorevole. Però ci sono spotter, ragazzi, che quando sei in sicurezza ti vengono a rubare delle serie, sì, ok? E lì ti fanno perdere setting, connessione, intensità, e lì sicuramente un passo indietro sullo schema motore. Non ha neanche senso a sto punto non ha senso lo spotter, è un passo indietro, no? Sì. È un ladro di rep, a volte gli spotter diventano ladri di ripetizioni. Come per il pre-affaticamento, adesso andremo a fare, però questa volta in maniera allenante, intensità elevata, ok? 2 serie, ci buttiamo dentro tutto quello che ci abbiamo ancora da buttarci, perché è l'ultimo esercizio di petto, il caro e amatissimo back deck. Dai. Questa mi ha distrutto. Ultimissimo esercizio di questo push day, che push poi alla fine diciamo che ci mettiamo anche un esercizio di pull che effettivamente è un esercizio target deltoide posteriore, quindi andiamo a prendere tutte e 3 le porzioni del nostro deltoide, finiamo con quella posteriore, un real delt, andremo a tenere una presa prona e andremo a fare un'abduzione orizzontale per targetizzare al meglio la contrazione della porzione posteriore del nostro deltoide. Bello. Questa è Bello. tirata fino alla morte. Non male direi. Ok. L'idea è quella di non portare l'omero indietro quando fai l'esecuzione, ma portarlo fuori. È come se dovessi spingere fuori, che lanciare verso l'esterno la presa. Come la senti la tensione alla fine? Continua, mi piace veramente tanto. Okay. Con questo rispetto a quella che hai in palestra? Assolutamente. Con l'altra è molto più facile, che ne so, magari piegare i gomiti, andare di tricipiti. Ok. Molto facile che influenzi i tricipiti. Quindi la schiena, se sai un po' com'è l'esecuzione, se riesci a mantenere se sei un attimo concentrato, riesci magari a evitarla. Ok, io direi di andare a fare un outro di là, perché come ogni allenamento che si rispetti, alla fine in un pre-contest e in un post-contest, quando ti trovi in una condizione bella, giusto anche un po', diciamo, guardarti allo specchio. Nella mia condizione peggiore, la sua condizione peggiore è comunque meglio della mia migliore, quindi potete immaginarvi.
line. You gotta keep the shit balanced. As the consequences all balance worldwide, and I'm sure we're gonna live through it. Until death, we blow it, man, who know it? Our world will live is upside down. The planet done talking, things are turning around against you and me, him and her. The mother earth is unleashing the wrath that humanity's worth. It's the moment of truth, a great example for youth. Sono deciso nel continuare a portare contenuti simili sul mio canale, lo riaccenderemo al meglio, nuovi contenuti, nuovi format, nuovi ospiti molto interessanti come oggi Dani, che ringrazio per aver partecipato. Grazie a te. Ragazzi, adesso spero che vi sia piaciuto l'allenamento, ok? Spero che sia stato di vostro gradimento. Adesso noi ci andiamo a fare una bella doccia, andiamo a farci un bel post workout e andiamo a registrare una bella chiacchierata che vedrete nei prossimi contenuti, ok? Spolliciate, iscrivetevi al canale, questo è solo l'inizio, l'inizio, Ne vedremo delle belle. E ne vedremo delle belle con Vicinari. Alla prossima! Alla prossima.